Buon pomeriggio dalla TGR del Friuli Venezia Giulia. In primo piano la questione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo. Questa mattina la commissione competente del Consiglio regionale ha effettuato un sopralluogo al CARA di Gradisca di Sonzo. 10 giorni fa la denuncia dell'europarlamentare Elly Schlein sul sovraffollamento della struttura. Molto rigide le disposizioni per la visita al centro di accoglienza dettate dalla prefettura di Gorizia. È stato vietato l'accesso alle telecamere e ai giornalisti. Francesco Rossi. Sopralluogo a porte chiuse della sesta commissione permanente del Consiglio regionale al centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Sonzo. Obiettivo rendersi conto di persona di una situazione che spiegano ha ricadute sul territorio in termini di convivenza e integrazione, alla luce anche della proposta di trasformare il CARA in un centro per il rimpatrio. 525 attualmente richiedenti asilo ospitati, con una presenza che varia da alcuni mesi fino a 3 anni. Abbiamo visto che la politica regionale e quella nazionale non mantiene le promesse. Avevamo un CARA e un CIE, era stato promesso di ridurre l'impatto sul territorio, adesso ci ritroviamo che anche l'ex CIE è stato riempito. Dopo la visita la commissione si è spostata nel municipio di Gradisca per un incontro con il sindaco.